realtà è una mail, non è che sta per assunzioni, è una mail che è arrivata ad alcuni dipendenti civili italiani, non solo, a parte americani, alcuni civili italiani dell'Efis, ma non è sta per assunzioni, è una sorta di verifica di spending review, così ci è stata spiegata, no? Ma noi la stiamo ragionando per tutti i temi che possono avere, qualora confermate alcune notizie, sui riflessi di indotto del nostro territorio, insomma, ecco. È questa la smentita del sindaco di Aviano, Paolo Tassanzanin, sulle voci che circolavano nelle ultime ore riguardo alla sospensione delle assunzioni di personale civile italiano presso la base americana. Una precisazione che arriva in un momento di forte attenzione su quanto sta accadendo proprio ad Aviano. Tutto è partito da una direttiva voluta da Elon Musk nel suo nuovo ruolo di responsabile del Dipartimento per l'Efficienza Governativa degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi una comunicazione ufficiale è arrivata ai dipendenti federali, compresi quelli di Aviano e Vicenza, chiedendo un resoconto dettagliato delle attività svolte nella settimana precedente. Una mail dal titolo chiaro: cosa hai fatto la scorsa settimana? I lavoratori avevano 48 ore di tempo per rispondere con 5 risultati concreti, con l'avvertimento che la mancata risposta sarebbe stata considerata come un'eventuale dimissione. Una richiesta che ha subito sollevato dubbi e preoccupazioni, soprattutto tra il personale civile italiano, che non è soggetto alla normativa federale statunitense ma quella italiana. A questo si aggiunge un altro provvedimento che ha destato attenzione: il blocco temporaneo per 30 giorni delle carte di credito governative utilizzate dagli uffici acquisti della base, una decisione presa per rafforzare il controllo sulle spese e garantire maggiore trasparenza. I sindacati hanno chiesto chiarimenti e l'attenzione resta alta su possibili conseguenze occupazionali. Ma quale sarà l'attuale situazione ad oggi? L'attuale situazione è la seguente: stiamo ricostruendo un po' tutte le notizie vere, le più fondate, e tutti gli elementi oggettivi per poter chiedere appunto un incontro su questi fatti poi al nostro primo riferimento istituzionale, che è il generale Clark della base, e in settimana partirà la richiesta di incontro. Prima di questi giorni abbiamo in realtà raccolto le informazioni per avere qualcosa di sostanza, oltre a quello che può apparire come notizia, ma poi bisogna effettivamente calarla sul reale. E adesso questa attività di verifica l'abbiamo conclusa e quindi in questi giorni chiederemo un incontro.